Amici di Vado a Vivere in Sardegna, oggi ci troviamo al Parco Lucantaru. prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube E attivare la campanella per non perdere le prossime avventure. Non so come scenderò da qua, No, ce lo chiediamo in tanti. Amò, Eh? il parco è grande, vorremmo far vedere tutto il parco ai Sì, nostri ma amici. mi piace qua. Mettiamo un piccolo contributo per chi si occupa di questo bellissimo parco. Amici, oggi l'escursione sarà un pochino più impegnativa del solito, come vedete tutto in salita, parco bellissimo. Ma sai cosa significa Lucantaru? Non ho la più pallida idea. Che cos'è? Io pensavo che fosse correlato al canto, ma in realtà Invece? significa sorgente d'acqua. Sorgente d'acqua. Ah, bene, ok. E infatti su ci sarà una piccola sorpresa, piccola perché le piogge non sono state tantissime ultimamente. Via, venite con noi. Stiamo percorrendo una scalinata costruita praticamente all'interno di una roccia. Devo andare a prendere aria perché ho paura. Ha paura? Non sale? No. Questo è un problema. Un attimo. È fifona e zozza. Vai, su, Dai, sali. vieni. Com'è? Ed eccoci ai piedi della cascata del Parco Lucantaru. Da chi è gestito questo parco? Vogliamo raccontare ai nostri amici? C'è una piccola fattoria, omonima fattoria, che si occupa della sua cura. E trovate qui anche prodotti alimentari tipo lo yogurt che noi vogliamo assaggiare. Già. Miele, oli, di tutto. Bellissimo. Come detto, sarà un po' impegnativa. Infatti, vedete questa cima? Ah, Prego. io? Vai. Guarda il cane come sale tranquillo. Mentre mia moglie continua a lanciarmi le pietre, adesso cerco di salire anch'io. Dove sei? Dai, ce la faccio! Aspetta che vengo su. Questo meraviglioso parco ha una flora e una fauna molto diversificate. Qui troviamo poiane, barbagiani, falchi pellegrini, cinghiali, di tutto. Ci sono anche Mozzarelle, sacchi di pellet, gratta e vinci. Sul serio? Vi devo dire un segreto. Queste rocce hanno più di 250 milioni di anni, Tra le più antiche della Sardegna. insieme a Monteforte e la Rocca della Bagassa. Non ridere! Allora, la Bagassa in dialetto significa una donna da facili costumi. Per fortuna, se date un'occhiata su Google, scoprirete che la bagassa è una parte della canna da zucchero, ma No, a me noi fa siamo ridere. delicati. Oh. Questo è stato molto rischioso, Non ci siamo persi. Di solito lo facciamo. Abbiamo il fiatone perché c'è una bella salitina da percorrere. Ora dove andiamo? Andiamo a vedere la grotta di Giovanni Tolu, detto anche il bandito buono. Tra poco vi raccontiamo la storia. Ci aspettano 10 minuti di fuoco perché la salita è Abbastanza importante. impegnativa. Ora vi portiamo in un racconto di banditismo sardo. Prima del 1900. Imperdibile! Aiuto! E tutto questo perché mia moglie non ha voluto mettere le scarpe da trekking. C'è una bellissima luce.
Ho il fiatone che... Però vedete i segnali, siamo vicinissimi a quello che poteva essere uno dei rifugi di Giovanni Tolu. Eccoci finalmente arrivati alla grotta di Giovanni Tolu. Chi era questo bandito? Era un ragazzo semplice di Florinas che si era innamorato della domestica del prete, di padre Pittui. Tuttavia questo prete non gradiva la relazione tra i due giovani, ma alla fine riuscirono a sposarsi. Cosa successe però un giorno? Durante una lite Giovanni perde il controllo e prende a schiaffi Maria Francesca, Sua moglie. Il prete era presente e quindi ha annullato il matrimonio. A questo punto Giovanni Tolu, non sopportando un po' l'affronto, decide di andare a cercare il prete e Purtroppo lo ammazza. lo ammazza. Così inizia la sua latitanza, che dura 30 anni, e questo è uno dei suoi rifugi. Il processo non l'avevano fatto qui in Sardegna, se No, non ricordo dopo 30 male. anni decide di costituirsi perché per evitare una catastrofe che coinvolgeva anche sua figlia. Quindi il processo è avvenuto a Frosinone per evitare le imparzialità locali, dove è stato anche assolto. E qui però ci viene un quesito. Ma c'era qualcosa di particolare allora tra padre Pittui e questa Maria domestica? Francesca. Sì, Enrico Costa ha scritto Storia di un bandito sardo narrata da lui medesimo, e qui infatti racconta queste Dinamiche un po' particolari tra il prete e questa ragazza. E qui vogliamo leggervi un passo anche di un libro molto bello di Gian Michele Elisei, che è uno scrittore sardo. Questo libro si chiama Misteri e storie insolite della Sardegna. Ve lo consigliamo, è molto bello. È stato anche il libro che un po' ha ispirato il nostro progetto Vado a vivere in Sardegna. Con queste parole Tolu insinuò un dubbio sul passato del prete, forse molto più dissoluto di quanto il voto di castità avrebbe dovuto prevedere. Enrico Costa, stuzzicato dalla questione, fece una ricerca tra i libri della parrocchia di Florinas e scoprì senza troppo stupore che erano presenti tutti gli atti di nascita dei figli di Salvatore Meloniru, cioè il padre vero di Maria Francesca. Ok, tranne quello di Maria Francesca stessa. Ma una risposta certa su chi fosse veramente il padre della ragazza, come ci ricorda magistralmente lo stesso scrittore, non l'avremo mai. Quindi una domanda sorge spontanea. Chi era padre Pittui? Era il padre della Domestica? ragazza, o come qualcuno potrebbe immaginare il suo amante. Concludiamo, questa storiella con la frase di Giovanni Tolu. È appunto questo il mistero che per lungo tempo mi tenne agitato. E adesso proviamo ad arrampicarci e poi passerò l'attrezzatura ad Alex, che vi farà vedere un attimino quello che poteva essere il rifugio di Giovanni. Andiamo? Vai. Ed ora l'imperdibile discesa di Alex. La nostra avventura volge al termine, ma vogliamo lasciarvi con una domanda. Secondo voi, padre Pittui, che rapporto aveva con Maria Francesca? Un rapporto di lavoro? Un rapporto un po' più intimo? O era veramente il padre di Maria Francesca? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Nel frattempo il cielo è diventato grigio, ma vi lasciamo con le nostre spalle la bellissima cascata del Parco Lugantaru. Salutiamo tutti i nostri iscritti. Quindi... E se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao!